Dopo il grande successo della prima serata per la trilogia del gusto, l'antica trattoria Ballotta di Torreglia ha ospitato giovedì 26 giugno i cuochi delle 7 province venete per l'annuale sfida culinaria alla conquista del Gran Premio di Cucina Vergani Ballotta. Una gustosa e piacevole cena ai piedi dei colli allestita dagli chef della migliore ristorazione veneta per una competizione all'aperto a base di piatti di risotto. In palio c'era l'ambito riconoscimento ideato e voluto dall'Accademia Italiana della Cucina Delegazione di Eugania, con il suo delegato Pietro Fraganzani, il tutto coordinato dalla guida di Giuseppe Casagrande, giornalista di Enogastronomia della rivista Pappagallo. Per la 9ª edizione del premio Vergani Ballotta è una manifestazione molto importante che vede confrontarsi gli chef delle 7 province venete. Tema di quest'anno della manifestazione è il risotto proposto nelle varie declinazioni. Adesso andremo ad assaggiare i piatti proposti dagli 7 chef, vedremo poi alla fine chi l'ha spuntata. Ad aggiudicarsi il trofeo, giunta la 9ª edizione, dopo un lungo lavoro accurato della giuria che in anteprima ha assaggiato i 7 piatti, è stato Franco Favaretto del Baccalà Divino di Mestre che con il suo super squisito risotto di baccalà e piselli ha avuto la meglio sugli altri concorrenti, mentre il giudizio del pubblico ha invece premiato la cucina rodicina di Davide Scarin del ristorante Sette Mari di Porto Viro ed Arcadia di Santa Giulia di Porto Tolle, che hanno proposto cozze con polenta e fagioli, quanto mai apprezzate dal pubblico. Il tutto servito dalla grande famiglia della trattoria Ballotta sotto la guida del suo gran patron Fabio Legnaro. Qui con noi è Fabio Legnaro, patron dell'antica trattoria Ballotta di Torreglia. Ecco, siamo arrivati a questa 9ª edizione della manifestazione Premio Vergani Ballotta. Anche quest'anno grande afflusso di amici buongustai, è una delle manifestazioni più sentite in tutto il Veneto, cui partecipano i ristoranti e i cuochi delle 7 province. Un tuo commento, Fabio, su questa manifestazione? Beh, allora ancora per la 9ª volta siamo riusciti ad avere una grazia, che è quella del tempo. Tutte le 9 manifestazioni che abbiamo fatto negli ultimi anni hanno portato la giornata senza pioggia, quindi già per me è un buon risultato, ma non solo. Il risultato più bello è lo spettacolo dei grandi chef delle 7 province del Veneto che interpretano dei piatti, quest'anno con tema del riso voluto dall'Accademia, per offrire il miglior piatto che verrà premiato con il premio Vergani Ballotta 2014. Ecco, noi abbiamo assaggiato tutti i piatti presentati dagli chef delle 7 province, ottimi tutti quanti i risotti, però vorrei sapere da te qual è il risotto che preferisci e che nel tuo ristorante proponi alla tua clientela. Allora, i risotti che sono in concorso questa sera sono fantastici, abbastanza strani ma della tradizione, quindi su quello non metto becco, si dice. Il risotto che da Ballotta viene proposto quasi tutto l'anno con i prodotti tipici del posto è quello con il carnaroli nostro della zona di Bagnoli o del Badesse, qui della zona dell'Alta Padovana, e che porta all'interno la mantecatura fatta con il tartufo scorzone di Colli Eugani, ma soprattutto la sfumatura del riso fatta con il serprino, che è il nostro prosecco, è il nostro vino con le bollicine da pasto dei Colli Eugani, quindi risotto con lo scorzone, tartufo e il serprino. Un risotto dunque che si può assaggiare tutto l'anno, e allora invitiamo gli amici buongustai a venire a trovarti qui all'antica trattoria Ballotta a Torreglia per assaggiare un risotto, e posso dirlo in tutta sincerità, veramente delizioso. Grazie. Un premio che va a essere rivolto a 7 cuochi del Veneto, quindi il migliore, e che non poteva nascere se non in corte da Ballotta, in corte Orio Vergani, dove appunto il nostro fondatore Orio concepì l'idea di fondare l'Accademia Italiana della Cucina, e molto bene ha fatto il comune di Torreglia a dedicargli addirittura una via che sorge proprio a pochi chilometri di lì. 7 cuochi che si sono cimentati sul tema che quest'anno l'Accademia ha scelto come fondante, ovvero il tema del riso. Il riso declinato in vari modi, i vari tipi di riso, dal Canaroli al Vialone Lano, tutto il panorama del riso veneto messo alla prova. L'evento, cresciuto di anno in anno, ha polarizzato la piacevole serata condotta con grande capacità da Marco Valletta, docente e chef. Una mega e gustosa sfida tra chef veneti che è anche stata l'occasione per il debutto della prima birra artigianale interamente prodotta in Veneto, prodotta dal birrificio Antoniano in collaborazione con Coldiretti Padova. Si chiama La Veneta 100%,
prodotto con l'orzo e il luppolo coltivati tra la Bassa Padovana e il Veneziano. La birra esce dallo stabilimento di Ronchi di Villafranca Padovana e mentre Franco Favaretto si gode questa nuova affermazione ai fornelli, assieme allo chef Mauro abbiamo catturato al volo le loro impressioni subito dopo le premiazioni. Qui con noi è il vincitore della 9ª edizione del premio Vergani Ballotta, che si è tenuta qui al ristorante Ballotta di Torreglia, Franco Favaretto. Per Franco Favaretto si tratta della 4ª vittoria in questa manifestazione, continui a vincere, ci stai stancando? Ma sinceramente abbiamo fatto questo risotto di baccalà e piselli proprio con l'amore del nostro mestiere e con l'allegria, perché veramente io e Mauro, l'autore del risotto, io ho cotto il baccalà ma il risotto effettivamente l'ha fatto Mauro, e l'abbiamo fatto proprio con il piacere di fare il nostro mestiere, ma proprio in allegria, siamo venuti proprio in allegria. Senti, la difficoltà nell'esecuzione di questo risotto, che mi è piaciuto, così come agli altri componenti della giuria, è piaciuto moltissimo. Difficoltà non c'era, come ha detto Franco, noi siamo venuti su veramente a fare una giornata in allegria oggi, per stare in compagnia con i colleghi eccetera. Abbiamo vinto, siamo veramente, penso sia la volta che siamo più felici di aver vinto in assoluto. Ci siamo impegnati, ci siamo veramente divertiti oggi, davvero. La difficoltà forse era nel trovare il giusto equilibrio tra il baccalà e i bisi, insomma, che è sempre difficile, questo è il piselli. La materia prima è importantissima, abbiamo trovato una materia prima eccezionale, Franco ha messo il baccalà, abbiamo trovato dei piselli novelli, abbiamo fatto un buon brodo di pesce, insomma ci siamo dati anche da fare. Complimenti, cosa stai pensando Franco per la prossima edizione? Beh, chiederlo così a caldo è come vincere un campionato del mondo e pensare a quello dell'anno dopo. Ma sai, noi amiamo così tanto il nostro lavoro, lo facciamo così proprio con uno spirito spontaneo, e quando ci verrà dato l'ingrediente dell'anno prossimo studieremo. E il difficile era servire qui in primavera, estate, un risotto di baccalà che è un risotto invernale, e renderlo più possibile primaverile estivo, e quindi mettendo i piselli. Abbiamo fatto un po', non era proprio un risotto, era proprio un risi e bisi e baccalà. Una scommessa che è stata vincente. Comunque pensi sempre di abbinare i tuoi piatti col baccalà, che è il tuo piatto preferito, tu sei il titolare del famoso baccalà di Vino di Mestre. Sai, per me è uno scopo di vita, stoccafisso, baccalà, merluzzo fresco, è un mondo inesauribile, non è parlare di un prodotto che ti mette chiuso dentro 4 mura, anzi ti apre un mondo completo. Certamente Venezia, il mantecato, ma insomma quando hai in mano un buon stoccafisso o un buon baccalà di salato hai il mondo aperto. Per tornare al premio Vergani Ballotta, per dovere di cronaca, va detto che l'idea di fondare l'Accademia Italiana della Cucina, alla quale ha contribuito ad indire il premio, fu concepita proprio da Orio Vergani, che nel 1953, durante le sue scorribande enogastronomiche nel Padovano, che lo portavano spesso all'antica trattoria Ballotta di Torreglia, per l'amicizia che lo legava all'oste di allora, ovvero Tony Carta, detto Ballotta. Lo documentano molte foto che li ritraggono assieme in cucina. Orio Vergani, che in quegli anni frequentava con assiduità i bagni termali di Abano, amava percorrere anche altri itinerari tra i colli, dei quali ha lasciato vivacissime pagine di questi suoi viaggi che la delegazione di Eugania dell'Accademia ha pubblicato.